La situazione energia è drammatica, con un costo energetico decuplicato rispetto al 2019, una situazione che sta diventando insostenibile. Ora serve intervenire per evitare che le aziende chiudano, cominciando ponendo un tetto al prezzo del gas e pensando alla revisione del Piano Nazionale Ripresa e Resilienza. La Regione Veneto è a fianco di Confindustria e di tutte le imprese, perché in Veneto perdere un'impresa significa perdere la nostra storia e non possiamo permetterlo, ha affermato l'assessore Marcato nei giorni scorsi, in occasione dell'incontro straordinario tra i presidenti di Confindustria di Veneto, Emilia-Romagna, Lombardia e Piemonte, con gli assessori allo sviluppo economico ed energia delle rispettive regioni. L'emergenza energetica sta mettendo a rischio paralisi l'intero sistema industriale italiano, con il forte rischio di deindustrializzazione e le relative ricadute sociali. Se nel 2019 i costi totali di elettricità e gas sostenuti dal settore industriale delle 4 regioni ammontava a circa 4 miliardi e mezzo di euro, nel 2022 si arriverà a circa 36 miliardi di euro, con una valutazione ottimistica. L'assessore ha ribadito che è da rivedere il Piano Nazionale Ripresa e Resilienza, in quanto non si può far finta che questi incrementi non ci siano, come non si può far finta che non ci sia la guerra in Ucraina e il problema energetico con la Russia. Ora è il prioritario per il futuro dei nostri territori, ha concluso, e per la tenuta sociale, salvare le nostre imprese.